Manca davvero poco al debutto a Favara della commedia brillante di Franco Cilona, Una famiglia sbardillata, che l'associazione teatrale Via Colvento propone i prossimi 6, 7 e 13 dicembre alla Sala del Boccone del Povero. Per la prima serata in programma la prevendita dei biglietti è andata al di sopra di ogni rosea aspettativa. Per lo spettacolo di sabato prossimo 6 dicembre, infatti, non ci sono più poltrone disponibili. Qualche altro posto disponibile c'è ancora per le repliche di domenica 7 dicembre e per quella del 13. L'inizio degli spettacoli è previsto per le ore 20:30, 12 i personaggi in scena per una commedia che già dal titolo si preannuncia tutto un programma. Oltre al regista Franco Cilona, che veste i panni di Crisantemo, tra gli attori ci sono anche Sara Lobue, Crocifissa, Anna Maria Bennardo Rosa, Giuseppe Crapanzano Peppi, Rino Vetro Narduni e Giuseppe Castronovo Nardeddu. Un modo sano e divertente per trascorrere una serata in allegria e alleggerire quindi la mente dai pensieri probabilmente rivolti alle scadenze fiscali e tributarie previste per questo mese.